Salve, sono Gianni Farci dell'associazione Spacciara Sabregungia, un gruppo di genitori, di padri e madri che hanno deciso di insegnare il sardo ai propri figli. Per l'anno prossimo stiamo lavorando ad un nido immersivo, ossia una scuola per bambini tra i 3 e i 36 mesi, dove le maestre useranno esclusivamente la lingua sarda. Questa è la risposta che in tutta Europa le diverse comunità danno per salvare la lingua del luogo dal peso della lingua ufficiale. In questo modo si costruisce una società bilingue dove i bambini possono parlare sia la lingua ufficiale che la lingua minoritaria. Stiamo cercando di raccogliere i fondi che ci permettano di portare avanti la formazione delle insegnanti, realizzare una piccola biblioteca di libri in lingua sarda e far conoscere il nostro progetto agli altre mamme e agli altri papà che potrebbero avere intenzione di iscrivere i propri figli al nido l'anno prossimo. Per questo chiediamo il vostro aiuto, vi ringraziamo. Grazie. Saluri, seu Giovanni Vracci, dessa associo Spacciara Sabregungia, una drumma de babbus e mammasa, chi anti decidio de fueddai ai fillus un sardo. Possanno ghienniri, seu sotraballendi a nunniu fittiannu, a serirannai una scola bobi piusu, a intru dei stresi e strintas e mesesi, a un di maistasa anta fueddai scetti in sardo. In tutta Europa questa è la risposta che i comunitari donanta po ciccai de sarvai sa lingua de minoria de su pesu de sa lingua ufficiale. Fai cresci pippius fueddendi pro linguasa e na regallu un mannu che nosu ti voreu fai. De questa maniera nos arrinesceus con su niu fittiannu a fai cresci is pippius in una società a undi si fueddanta italiano e sardo. Poi questo seus cicchendi de arregolli su dinai che si permittara de sighiri con is cursus de formazione poi maistasa, strantajai una biblioteca de libros bobi pius in sardo, fai conoscere su progetto a isatra mamas e isatru babbus spainende sa voce. Poi questo tenuto a bisogno de s'aggiuda de vosatros. Grazie.